Immagina di essere solo. È notte. L'aria è fredda. Le strade sono vuote. Le finestre sono chiuse. Non si sente una voce. Nemmeno un cane abbaia. Solo il vento. Poi un rumore. Un colpo. Metallico. Pesante. Passano pochi secondi. Un altro. Poi un altro ancora. Sempre più vicino. Ti fermi. Ascolti. Il cuore accelera. Ti giri. E quello che vedi non dovrebbe esistere. Una figura vestita di nero avanza lentamente. Ha il volto immobile. Una maschera di legno scuro nasconde ogni espressione. Sulla schiena porta decine di campanacci. A ogni passo il metallo rompe il silenzio. Non parla, non corre, non guarda nessuno. Continua soltanto a camminare nella tua direzione. A Mamojada, un piccolo paese nel cuore della Barbagia, esiste una vecchia credenza. Gli anziani la raccontano ancora oggi, sempre a bassa voce. Dice che incontrare un mamutone fuori dal periodo del carnevale non porta fortuna. Per alcuni è soltanto una superstizione, per altri è un presagio. Perché il mamutone appartiene a un tempo preciso, a un rito preciso, a una comunità precisa. Se compare quando non dovrebbe, significa che qualcosa ha rotto un equilibrio antico. E quando un rito antico perde i suoi confini, nessuno sa davvero cosa possa accadere. Ma chi sono i mamutones? Perché continuano a sfilare dopo secoli? E soprattutto, perché una figura che dovrebbe appartenere al carnevale riesce ancora oggi a mettere inquietudine anche a chi la conosce da sempre? Per trovare una risposta dobbiamo arrivare nel cuore della Sardegna, lontano dalle spiagge, lontano dalle cartoline. Esiste un'altra isola, più antica, più silenziosa. Una Sardegna fatta di montagne, boschi, pascoli e paesi dove il tempo sembra essersi fermato. Uno di questi è Mamojada, poco più di 2000 abitanti, ma una storia che attraversa i secoli. Qui l'inverno non è mai stato soltanto una stagione. Per centinaia di anni è stato una prova di resistenza. Il freddo, la neve, l'isolamento. La paura di perdere il raccolto, la paura di perdere il bestiame, la paura di non arrivare alla primavera. È in luoghi come questo che sono nate alcune delle tradizioni più antiche del Mediterraneo. Tradizioni che non servivano a divertire, servivano a dare un senso a ciò che faceva paura. Ogni anno, il 16 gennaio, Mamojada cambia volto. Al calare del sole vengono accesi grandi falò dedicati a Sant'Antonio Abate. Secondo una leggenda molto amata in Sardegna, fu proprio il santo a scendere fino all'inferno per rubare il fuoco e donarlo agli uomini, salvandoli dal gelo. Le fiamme illuminano le case, il fumo riempie le strade. La gente aspetta in silenzio, ma non è il fuoco il vero protagonista della notte. Tutti aspettano un altro momento, quello in cui, tra il fumo, si sente il primo suono. Un campanaccio, poi un secondo, poi decine di altri, e all'improvviso compaiono loro, i mamutones. Gli abitanti chiamano questo momento sa prima e sida, la prima uscita. Ed è difficile descrivere ciò che si prova vedendoli dal vivo, perché non sembrano uomini travestiti, non sembrano attori, non sembrano nemmeno figuranti di un carnevale. Sembrano custodire qualcosa di molto più antico, qualcosa che nessuno è mai riuscito a spiegare del tutto. E infatti, più gli studiosi hanno cercato di capire l'origine dei mamutones, più il mistero è diventato profondo. Per molto tempo si è creduto che bastasse osservare i mamutones per capirli. In realtà, più li guardi, più sembrano nascondere qualcosa. La prima cosa che colpisce è il loro modo di camminare. Non è casuale, non è improvvisato. Ogni passo è identico al precedente, lento, pesante, cadenzato. Le spalle si abbassano, poi si rialzano con forza. Nello stesso istante, decine di campanacci esplodono in un unico suono. Non è una danza, è un ritmo antico, quasi ipnotico. Chi assiste alla sfilata per la prima volta racconta spesso la stessa sensazione. Dopo qualche minuto smetti di ascoltare i campanacci, cominci quasi a sentirli dentro. Ed è proprio questo il punto. Quel suono non serve soltanto ad accompagnare la sfilata, è il cuore del rito.
Da migliaia di anni, in molte culture europee, il rumore del metallo ha sempre avuto lo stesso significato: allontanare ciò che non si vede, scacciare il male, proteggere uomini, animali e raccolti. Anche in Sardegna ritroviamo questa idea. Il fragore dei campanacci viene interpretato come un gesto di purificazione, un modo per lasciare alle spalle l'inverno, la fame, la malattia e tutto ciò che minacciava la sopravvivenza della comunità. Ma c'è un dettaglio che molti ignorano: i campanacci non sono leggeri. La sola sacarriga, il grande fascio di campanacci fissato sulla schiena, può pesare circa 30 kg. A questi si aggiungono quelli più piccoli portati sul petto. Ogni movimento richiede forza, resistenza, equilibrio. Eppure i mamutones non mostrano mai fatica, non interrompono il ritmo, non si fermano. Come se, una volta indossata la maschera, il peso non appartenesse più all'uomo, ma alla figura che rappresenta. Ed è proprio qui che nasce un'altra domanda: perché scegliere volontariamente di portare sulle spalle un peso simile? È soltanto una tradizione? Oppure quel peso ha un significato simbolico? Gli studiosi discutono su questo da decenni e il problema è sempre lo stesso. Non esiste una risposta definitiva. Anzi, più si cercano le origini dei mamutones, più le teorie aumentano. La prima li collega alla civiltà nuragica. Secondo questa interpretazione, il rito sarebbe nato migliaia di anni fa, come una cerimonia legata al ciclo della natura. L'inverno rappresentava la morte, la primavera, la rinascita. Il suono dei campanacci avrebbe avuto il compito di risvegliare la terra e proteggere il nuovo raccolto. È un'ipotesi affascinante, ma non esistono prove archeologiche che la confermino in modo definitivo. Poi c'è una seconda teoria, molto diversa. Secondo alcuni, i mamutones rappresenterebbero prigionieri mori catturati durante antichi scontri. Le pelli, il volto scuro, il peso dei campanacci, persino il modo di camminare. Tutto richiamerebbe uomini costretti ad avanzare incatenati. Anche questa spiegazione è stata proposta più volte, ma anche in questo caso mancano prove storiche capaci di confermarla. E quando sembra che le risposte siano finite, compare una terza ipotesi, forse la più sorprendente di tutte. Alcuni studiosi hanno osservato che il nome mamutones potrebbe avere un legame con il termine greco maimon, una parola che richiama l'idea di chi entra in uno stato di estasi o di possessione durante i riti dedicati a Dioniso. Se fosse davvero così, il mamutone non sarebbe una semplice maschera. Sarebbe qualcuno che, almeno simbolicamente, smette di essere se stesso, per diventare qualcos'altro. È un'ipotesi discussa, non una certezza, ma basta immaginarla per guardare quel corteo con occhi completamente diversi. Eppure, c'è un particolare che rende tutto ancora più difficile da spiegare, perché i mamutones non sono gli unici. In Sardegna esistono altre maschere, molto simili, con lo stesso passo, con lo stesso peso, con lo stesso silenzio. Ed è proprio lì che il mistero si allarga ben oltre Mamoiada. Il mistero però non finisce a Mamoiada, anzi, è proprio da qui che si allarga. Perché basta spostarsi di pochi chilometri per accorgersi che qualcosa si ripete. A Ottana compaiono i Boes e i Merdules, a Orotelli sfilano i Turpos. Ogni paese cambia il nome, cambia qualche dettaglio, ma il linguaggio sembra lo stesso. Maschere, pelli, campanacci, silenzio, movimenti lenti, figure che sembrano appartenere più al mondo degli spiriti che a quello degli uomini. È difficile credere che sia soltanto una coincidenza, e infatti molti antropologi pensano che queste tradizioni siano il ricordo di un patrimonio culturale molto più antico, tramandato per secoli attraverso la memoria orale. Una memoria che in Sardegna ha spesso resistito più a lungo dei documenti scritti. Ed è proprio questo il problema. Quando si cerca l'origine dei mamutones, ci si scontra con un vuoto. Non esistono testi medievali che descrivano il rito, non esistono cronache antiche che raccontino la sfilata così come la vediamo oggi. La tradizione è quasi interamente orale, ed è anche per questo che gli studiosi continuano a discutere sulle sue origini. Ma c'è un'altra coincidenza che colpisce ancora di più. Tradizioni sorprendentemente simili esistono anche fuori dalla Sardegna, sulle Alpi, nei Balcani, in alcune regioni della Bulgaria, in Austria, in Svizzera. Ovunque ricompaiono figure ricoperte di pelli, maschere scure, grandi campanacci, rumori assordanti e rituali che segnano il passaggio dall'inverno alla primavera. Com'è possibile? Hanno un'origine comune? Oppure popoli lontanissimi hanno trovato, senza saperlo, lo stesso modo per affrontare la stessa paura? Perché in fondo il nemico era identico per tutti. L'inverno, il freddo, la fame, la morte. Forse non erano le maschere a somigliarsi. Forse era la paura. Ed è proprio qui che compare una delle interpretazioni più discusse, una teoria proposta dal glottologo e linguista sardo Massimo Pittau, una teoria affascinante, ma anche molto controversa. Pittau non dice che sia una certezza, parla di un'ipotesi. Secondo lui, nella sfilata dei mamutones potrebbe essere sopravvissuto il ricordo di un antichissimo rito praticato in epoca nuragica, il cosiddetto sacrificio rituale degli anziani. Per capire questa idea bisogna fare un salto indietro di migliaia di anni.
Immagina una comunità pastorale, pochi abitanti, poche risorse. Ogni inverno mette a rischio la sopravvivenza del villaggio. In un mondo del genere, diventare troppo anziani poteva significare non riuscire più a seguire il gruppo durante gli spostamenti. Alcune fonti antiche raccontano che diversi popoli praticassero forme rituali di eliminazione degli anziani quando non erano più in grado di sopravvivere autonomamente. Esistono perfino autori greci che attribuiscono una pratica simile anche agli antichi abitanti della Sardegna. Ma gli storici discutono ancora oggi quanto queste testimonianze siano attendibili. È proprio su questo terreno che Pittau costruisce la sua interpretazione. Secondo lui, il corteo dei Mamutones potrebbe conservare il ricordo simbolico di quel sacrificio, il peso sulle spalle, il silenzio, l'andatura lenta, l'espressione sofferente della maschera. Non sarebbero semplici elementi scenografici, sarebbero il ricordo trasformato di un'antica cerimonia. È importante dirlo con chiarezza. Questa non è una verità storica, è una teoria. Molti studiosi non la condividono, altri la ritengono una possibilità affascinante. Ed è proprio questo che rende il mistero ancora più interessante, perché nessuna spiegazione riesce a convincere tutti. E quando nessuna teoria basta, forse significa che ci manca ancora un pezzo della storia. Ma c'è un dettaglio che continua a tormentarmi. Un dettaglio che non riguarda gli archeologi, non riguarda gli storici, riguarda gli abitanti di Mamoiada. Perché ancora oggi c'è chi evita di parlare di una vecchia credenza. Una credenza che trasforma il mamutone, da semplice maschera, a presagio. Ed è qui che torniamo alla domanda da cui siamo partiti. Perché ancora oggi a Mamoiada c'è chi abbassa la voce quando si parla di mamutones fuori dal carnevale? Le persone più anziane non raccontano tutti la stessa storia. Le leggende cambiano, i dettagli cambiano, ma il significato resta sorprendentemente simile. Il mamutone appartiene al suo rito, al suo tempo, al suo paese. Vederlo comparire quando non dovrebbe non è considerato un buon segno. Per alcuni è soltanto una superstizione, per altri è un presagio. Naturalmente non esiste alcuna prova che possa confermare questa credenza. Fa parte del patrimonio orale di Mamoiada, di quelle storie che vengono tramandate in famiglia, che non si trovano nei libri e che spesso sopravvivono proprio perché nessuno riesce a dimostrare se siano vere oppure no. Ma c'è un particolare che rende questa leggenda ancora più affascinante. Durante il rito, il mamutone non è mai solo. Accanto a lui ci sono gli Issoadores. Sono loro a guidare il corteo. Sono loro a mantenere l'ordine, come se il rito avesse bisogno di un equilibrio. Da una parte il peso, dall'altra il controllo. Da una parte il silenzio, dall'altra la parola. Da una parte la forza primordiale, dall'altra chi la accompagna. È un dettaglio che può sembrare insignificante, eppure cambia completamente il modo di osservare la sfilata. Perché, se ogni elemento ha un ruolo preciso, cosa succederebbe se uno di quegli elementi mancasse? Se un mamutone comparisse da solo, fuori dal suo tempo? Chi potrebbe ricondurlo all'ordine? Forse è proprio da questa domanda che nasce la leggenda. Non dalla paura della maschera, ma dalla paura che un equilibrio antico possa spezzarsi. Ed è curioso notare una cosa. Oggi i mamutones sono conosciuti in tutto il mondo, sfilano in festival internazionali, vengono studiati da antropologi, fotografati da migliaia di turisti. Le loro maschere sono esposte nei musei. Artigiani di Mamoiada continuano ancora a scolpirle a mano, seguendo tecniche tramandate da generazioni. Ogni maschera è diversa, perché ogni pezzo di legno racconta una storia diversa. Eppure, nonostante questa fama internazionale, a Mamoiada il rito continua a essere vissuto prima di tutto come qualcosa che appartiene alla comunità. Non è uno spettacolo nato per i turisti. È una tradizione che esisteva molto prima che qualcuno iniziasse a fotografarla. Ed è forse questo il suo segreto. Più il mondo cerca di spiegarla, più lei continua a conservare una parte del suo mistero. Forse non sapremo mai con certezza quando siano nati i mamutones. Forse non scopriremo mai se le loro origini siano davvero nuragiche, o se raccontino il ricordo di un antico sacrificio, o se rappresentino semplicemente il modo in cui una comunità ha imparato ad affrontare la paura dell'inverno. Ma in fondo, forse non è questa la domanda più importante. La domanda più importante è un'altra. Perché dopo secoli continuiamo a provare qualcosa quando li vediamo avanzare nel silenzio? Perché il rumore dei loro campanacci riesce ancora oggi a metterci a disagio? Forse perché ci ricorda qualcosa che abbiamo dimenticato, che per migliaia di anni l'uomo ha vissuto in equilibrio con la natura, con le stagioni, con la vita e con la morte. I mamutones potrebbero essere proprio questo, non un mostro, non un demone, non una creatura uscita da una leggenda, ma la memoria vivente di un tempo in cui ogni inverno era una sfida e ogni primavera sembrava un piccolo miracolo. Le leggende cambiano, le interpretazioni si moltiplicano, gli studiosi continueranno a discutere,
Ma il corteo dei Mamutones continua a camminare, lento, pesante, silenzioso, anno dopo anno, secolo dopo secolo, come se stesse custodendo una risposta che nessuno è ancora riuscito a trovare. E forse è proprio questo il vero segreto dei Mamutones. Non quello che sappiamo, ma quello che ancora oggi ci sfugge. Se questo viaggio ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanella. Qui non ci limitiamo a raccontare leggende, cerchiamo di capire da dove nascono, perché molto spesso la realtà è più affascinante della leggenda e qualche volta anche più inquietante.